Ladies and gentlemen, welcome back. Ancora una volta Night and Day. Night and Day questa volta di giorno e siamo in piazza. Siamo a Castelvetrano. Oggi è il 23 giugno e c'è una notte bianca e quindi noi non potevamo assolutamente mancare all'apertura delle notte bianche in provincia di Trapani. Oltretutto quest'oggi a Castelvetrano c'è un altro grande appuntamento che riguarda dei nostri amici cantanti Calandra e Calandra, che presenteranno il loro nuovo video sulla canzone di Canzoni d'amore. Quindi la troupe di Night and Day rimarrà qui a vedere tutti gli spettacoli, perché finiremo anche con l'esibizione, oltre dei Calandra e Calandra sul palco alle mie spalle, anche di Valerio Scano. Quindi sarà veramente una gran bella puntata, una gran bella trasmissione. Vedo tanta gente, mi distrae tutta questa gente che c'è intorno a Castelvetrano in questo istante. Siamo i soliti: Peppe Caruso al microfono, Giuseppe Maltese alle telecamere, Francesco Zichittella il nostro agente marketing, e quindi a questo punto possiamo dare inizio a Night and Day. Scrivo e canto canzoni d'amore, storie di terra, di mare e di soli. Scrivo e canto canzoni pittia, scrivo ma tutto ne sei. Scrivo è un saggio perché A Castelvetrano questa sera la presentazione del nuovo video di Calandra e Calandra, ossia Giuseppe Calandra, Maurizio Calandra a destra e a sinistra, amici di Peppe Caruso, amici delle mie trasmissioni radiofoniche. Finalmente ce l'abbiamo fatta, Maurizio, finalmente siamo arrivati anche in televisione su Night and Day, un appuntamento che abbiamo rimandato di mese in mese, ma in occasione della presentazione di questo video di Canzoni d'amore, interamente realizzato a Castelvetrano con il patrocinio dell'amministrazione di Castelvetrano, ce l'abbiamo fatta. Sì, siamo felicissimi perché dopo tantissimo tempo siamo riusciti a portare a termine appunto questa presentazione, perché c'è un lavoro lunghissimo dietro a questo brano che parte da credo settembre dell'anno scorso, e quindi fra sala di registrazione, regolazione, mastering, realizzazione del videoclip e tutto siamo riusciti finalmente a portarlo a termine. Quindi un altro punto è a capo, come si suol dire, perché contiamo di realizzare altri videoclip su altri inediti e quindi contiamo di intraprendere ormai questa strada. Bene, questo è il secondo atto come vostro inedito, perché Siciliano Tipusciano ha fatto veramente il giro del mondo, un po' come i siciliani, li troviamo ovunque, dall'Australia al Canada alla Russia, i siciliani sono ovunque. Differenze rispetto a Siciliano Tipusciano con questo Canzone d'amore? Forse soprattutto parlo con Giuseppe, che è sempre un po' più schivo, sempre un po' più silente rispetto a Maurizio, e siamo un po' più maturati adesso. veramente sì, anche se sono due tipologie diverse come video e come brani. Su Siciliano Tipusciano si giocava tantissimo sullo stereotipo siciliano, ma in modo ironico. Su Canzone d'amore giustamente siamo entrati in una profondità che è quello che è l'amore, che poi l'amore è eterno sia nel Medioevo, sia anche prima, sia anche nel tempo attuale, di oggi, in questi tempi. Per cui parlare in questo brano e realizzarlo in questo modo, infatti nel video si vedrà le varie successioni che ci saranno nel brano e nel video, appunto, che l'amore è un amore eterno. Un amore non soltanto verso una persona, ma io quando ho presentato in radio e c'era Maurizio al telefono Canzone d'amore qualche mese addietro, mi ha detto un amore anche, perché no, verso la terra, verso la nostra Sicilia. Certo, noi stiamo soffrendo in questa terra perché dalla sofferenza spesso nascono le cose migliori, quindi attraverso la sofferenza è uscito Canzone d'amore, e poi la nostra terra è stata sempre una terra che ha sofferto, è stata una terra di conquiste, anche se poi, ripeto, tutte queste influenze ci hanno comunque fortificato
certificato e reso comunque forti in tutti i campi. E quindi quale canzone migliore di Canzoni d'Amuri e altre che stanno per partorire, come si suol dire, perché noi stiamo soffrendo tantissimo in questa terra perché stiamo portando questo progetto avanti delle canzoni siciliane, che non è facile, contrariamente a come possa sembrare. Cantare la lingua siciliana in Sicilia non è facile, quindi ma noi non ci poniamo dei limiti, non ci poniamo. Siete tenaci soprattutto in questo progetto. Siamo tenaci, ma ormai quello che facciamo lo facciamo per restare come ricordo. Magari questo sarà capito molti anni più avanti. Perfetto, e allora basta con le ciance, ormai i nostri telespettatori vogliono vedere il video e quindi ecco a voi il video di Canzoni d'Amuri, naturalmente Calandra e Calandra. Scrivo e canto canzoni d'amore, storie di terra, di mare e di soli. Scrivo e canto canzoni pittia, scrivo ma tutto ne sé. Scrivo e un saggio perché stocca i rami, come lo fuoco ma brucia lo cuore, come lo fiume che cerca lo mare, cerco ma tutto ne sé. Cerco è un saggio perché canzoni d'amore, storie di terra, di mare e di soli. scrivo e canto canzoni pittia, canto ma tutto ne sé. Canto è un saggio come lo vento che stocca le rami, come la terra aggrippiata da sole, come lo fuoco ma brucia lo cuore, come lo fiume che cerca lo mare. Scrivo canzoni, canzoni d'amore, storie di terra, di gioia, dolore. Scrivo canzoni e canto perché
Amici di Night and Day, bentornati. Dopo la pubblicità siamo ancora qui a Castelvetrano in occasione della Notte Bianca. Siamo nel backstage, come vedete sono calate le tenebre. Già c'è stato il sound check di Antonino, ancora non abbiamo visto a Scano, ma arriverà da un momento all'altro. C'è tanto fermento, diciamo che la folla inizia, prego, sì, passi pure, non si preoccupi. La folla inizia ad accendersi e noi naturalmente vi commenteremo tutta questa notte che si aspetta lunga, si aspetta molto interessante, ci saranno tante esibizioni sul palco, prima naturalmente del concerto di Valerio Scano e di Antonino e dei Calandra e Calandra. Rimanete con noi, guardate le nostre immagini perché questa è l'unica inimitabile Night and Day. Notte bella che si agita, dolce dolce tra le foglie degli alberi, le mie mani che ora immagino come in viaggio sulla tua bella pelle, bella bella nella notte ormai. Magnifica, come notte quanti fanno quell'amore che noi qui sfioriamo, viso di donna e viso mio, stanchezze addio. Come abbiamo detto prima, ferve naturalmente l'attesa qui sotto il palco, in attesa di chi? Beh, andiamo a chiederlo direttamente a coloro che da qualche ora si assiepiano vicino alle transenne. Vediamo un attimo, abbiamo qua un gruppo, abbiamo fatto la foto, fate la foto subito che mi servono le ragazze, eccola qui. Allora, a chi aspettate? A chi è dedicato questo cartello? Valerio Scano. Solo Valerio? Esattamente. Signore, esclusivamente Solo lui, a vita. Voi avete seguito naturalmente Amici, quindi Da quando è uscito dalla casetta? cosa merita ancora? Dove non è arrivato? Cioè ha vinto Sanremo Valerio Scano, però cosa voi vi aspettate dove possa lui arrivare? Quali traguardi? Tutte le cose più belle di questo mondo, se li merita. Perché le piace così tanto Valerio Scano? Grande, perché mi ha fatto vivere. Per me mi ha dato la vita. Questo è uno di quei cantanti allora che riescono a trasmettere un'emozione. Sì, proprio a me sì. Quindi essere qui questa sera per lei è un momento importante. Sì, io lo seguo perché se lo merita. Bene, lei da dove viene signora? Dai, Da Catania, è venuta apposta per Valerio Scano. solo per lui, mi dispiace, ma solo per lui. Mi dispiace, ma non lo devi dire assolutamente, mi dispiace. Magari perché siamo paesane, quindi assolutamente assolutamente no. È meritevole. La signora che si chiama? No, Agata. Una signora che viene da Catania non poteva che chiamarsi Agata. Evviva Sant'Aita, siamo tutte devote tutte? sì, sì. Siamo tutte devote tutte, benissimo. Signora, complimenti per la sua tenacia e per la sua stima in Valerio Scano. Stavo male, quella sua voce e lui personalmente. Io vivo diciamo proprio grazie a lui. Ma lei ha avuto modo di parlargli direttamente con Valerio? Cioè vi conoscete? Sì, è una persona squisita, umile, non ce n'è. Ma Valerio non ce n'è, basta. Quindi quando Valerio la vedrà qua sotto il palco dice Agata, già lo sa che lei. Sì, penso di sì. Benissimo, andiamo avanti, qua ci sono altre ragazze. Un cartello, apriamo questo cartello con il cuore in gola, sono qui per te. È una sua canzone. Questa è una dedica d'amore. No, è una sua canzone che mi piaceva il titolo. Benissimo, sempre Valerio, no? Certo. Cioè, sinceramente non sono proprio un esperto né esperto. Siete tutte per Valerio? Ma Antonino no! No, Antonino no. No. Tu da dove vieni? Agrigento. Tu da dove vieni? Palermo. Da Ragazzi, Catania, Agrigento, Palermo, ma la gente di Castelvetrano dov'è? C'è pure naturalmente, vediamo un attimo. Tu da dove vieni? Palermo. A Palermo pure, stessa comitiva, stesso fan club di Valerio Scano. In quanti siete venute? Un bel po', da questi paesi, quindi ci
C'è un club, cioè proprio siete Cioè, Armata Siciliana. Armata Siciliana. Armata Siciliana per Valerio Scano. Quindi lui quando diciamo dall'ordine di avanzata l'Armata Siciliana è presente. Sempre. Fedele. Fedelissima. Fedelissimo, non fedele negli anni perché quella è un'altra cosa. Tu appartieni pure all'Armata? Grado, sergente, caporale? Chi è il generale dell'Armata? No, non c'è gerarchia, tutti generali e tutti soldati. Benissimo. Tu sei dell'Armata? Tu sei dell'Armata? Ragazzi, qua sono tutte armate. Voi siete tutte di Palermo? Ma non so, ma quando Valerio Scano per esempio apparirà, voi come lo accoglierete? C'è Valerio. C'è Valerio. Scusami, permetti? Tutum, tutum, tutum. Il battito sale naturalmente. Cioè quando Valerio invece salirà là sopra, voi cosa dite? Ciao. No, invece il vostro urlo di battaglia sarà qualcosa tipo Valerio! No, aspetta, questo è tenore praticamente. Di nuovo Valerio! Grandissima. Tutta armata. Vabbè, possiamo finire. Allora qui c'è tutta la transenna, è stata occupata da un'armata che è un'armata possente oltretutto. L'armata direi, e figuriamoci. Va bene, lasciamo l'armata, noi andiamo di nuovo dietro le quinte a incontrare i nostri ospiti. Chissà, magari è arrivato Valerio? No, ma qualcuno l'ha visto. Andiamo a vedere se è arrivato Valerio Scano. Rimanete con noi dopo la pubblicità su Night and Day. Qui a Castelvetrano questa sera, Notte Bianca, sul palco dirigerà le operazioni la nostra Giusy. Ha detto alla presentatrice interviste non se ne fanno, naturalmente perché la presentatrice vorrebbe fare le interviste, giusto? Normalmente questo è il mio lavoro in quanto faccio una giornalista radiofonica, quindi insomma è il mio pane quotidiano. Questa sera però insomma Amici Mente Roma non è la prima volta, anzi per me è motivo di orgoglio essere qui questa sera. Per il terzo anno consecutivo calcherò il palcoscenico nel sistema delle piazze per la quarta edizione della Notte Bianca di San Giovanni a Castelvetrano, una nottata, una serata ricca veramente di eventi, di intrattenimenti musicali, ma ci sarà anche tanta danza moderna, insomma per concludere il tutto poi con i big Antonino Spadaccino e Valerio Scano. La serata si comincerà con coloro i quali hanno partecipato nelle 3 serate di Aspettando la Notte Bianca, quindi ci saranno i concorrenti per la categoria canto, ci saranno bambini, ci saranno adolescenti, ci saranno anche gli adulti e poi ci saranno le 3 scuole di danza moderna che hanno partecipato e che si sono classificati al primo, secondo e terzo posto, e poi appunto ospiti d'eccezione come Calandra e Calandra, che sicuramente avete già intervistato e che hanno presentato in anteprima al Teatro Selinus il loro video Canzoni d'Amuri, e poi insomma i big, come dicevo, per l'appunto. C'è tanta adrenalina comunque attorno, come chi vi sta parlando in questo momento. Mi sto infatti preparando, sto facendo un po' di training autogeno, giusto come si suol dire, per questo sono venuto a intervistarti, perché lo sappiamo noi che abbiamo calcato dei palcoscenici soprattutto davanti a migliaia di persone. Prima della serata batte forte il cuore, però ti vedo già bella carica, lucida, tranquilla, hai la situazione in pugno, ti sento sicura. Vabbè, ma non ci saranno dubbi su questo. E invece per voi, che è la prima volta che venite qui a Castelvetrano per la Notte Bianca, cambiamo un attimo i ruoli. Ti prendo in contropiede, ecco, che atmosfera state vivendo voi di Night and Day? Questa è effettivamente la nostra prima volta a Castelvetrano. L'anno scorso abbiamo sentito parlare molto bene di questa serata e quindi quest'anno non potevamo assolutamente mancare, soprattutto grazie anche ai personaggi nel cartellone, ma comunque non debbono assolutamente sminuire tutti coloro che localmente si sono esibiti aspettando la Notte Bianca, perché sono dei ragazzi, quella è veramente la nuova leva dello spettacolo, che ha vissuto degli attimi di tensione, di preparazione, quindi è giusto dare anche a loro il merito. Insomma, Scano, Antonino, questi qua oramai vanno in discesa. Insomma, non direi proprio. Dopo, tra l'altro, l'ultima trasmissione di Maria De Filippi, Amici, insomma, Antonino e Valerio. Antonino, anzi, aveva veramente, come dire, necessità di riprendere in mano la situazione, il palcoscenico. Tra l'altro, lui stesso l'ha detto nel 2004, quando vinse quell'Amici, quella edizione di Amici nel 2004, disse: quello non era il mio momento doveva essere adesso. E infatti adesso lui farà, insomma, tante bellissime cose, ma sicuramente ve lo
lo ha già raccontato. Per quanto riguarda invece i ragazzi di Aspettando la Notte Bianca, bene, hanno vissuto 3 domeniche qui a Castelvetrano veramente eccezionali. Tra l'altro nell'ultima serata era qui con noi Brian Bullard per quanto riguarda la danza, invece Fio Zanotti per quanto riguarda il canto. Sono stati 2 giurati molto attenti, hanno realizzato tra l'altro degli stage con i nostri concorrenti e credo che Nino Romano, la sua associazione La Rivista, il presidente appunto Nino Romano, ha avuto una bellissima idea in questi anni e credo che i risultati stanno incominciando a vedersi proprio a partire da quest'anno, dobbiamo dire. Beh, ho scoperto una cosa parlando con Giusy: quando avrò bisogno di un aiuto per quanto riguarda Amici e tutti questi format televisivi, so a chi rivolgermi, perché ho capito che li segui, Abbastanza, è il mio lavoro tra l'altro, quindi... No, cosa che invece non faccio. Va bene, allora in bocca al lupo, scrivi tutto, mi raccomando, non perdere nulla. È tutto pronto, siamo qui. Scaletta, facciamo vedere no, perché solitamente le persone dall'altra parte si chiedono ma cosa avranno scritto in quella scaletta. Ecco, questa è una bozza di scaletta, come vedete, già corretta 10 volte, perché è così, è sempre dinamica la scaletta. Ti posso dire che la conosco a memoria. In bocca al lupo. Crepi e buon divertimento. Io non mi voglio, la sera quando voglio, se nella salvosa fosse tu sicuro meglio. Siciliano di Busciano, mi leggi un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Verità, fanno quasi di tutto. I miei ragazzi fortunatamente non lavoro. Nel mio caso mi sveglio la mattina e la mia cosa mi faccio oltre 2 ore di sonno. La bella vita! Obiettivi nessuno, dignità già persa. Ma mi sembra esagerato. Ciao ragazzi! Già se dice tardo, comincia a salutare. Sogno troppo stanco, senza travagliare. Sapete che vi dico, ma vi sa riposare. La tavola è punzata, sta vita non si può fare. All'estremo di mangiare, non sa più che fare. Mi l'acqua che riscenda e mi dà vino mare. Siciliano di Busciano, esatto la Germania, dice più comino, per parte di Germania, la fabbrica Torino. Siciliano di Busciano, mi spiego la sentenza, mi posso fare senza, mettendo meraviglia se mi scappa la pazienza. Siciliano di Busciano, non mi voglio, la sera quando voglio, se mi resta apposta forse fosse pure meglio. Siciliano di Busciano, domenica la missa, l'obbligo mi confessa, perdona l'ho peccato e cominciare da capo. Siciliano di Busciano. Migliaia e migliaia di persone sono qui in strada a Castelvetrano. Effettivamente Castelvetrano si conferma essere una delle notti bianche più popolose della provincia di Trapani, con un tocco, diciamo così, di invidia più che altro. Vorrei dire anche alle altre amministrazioni comunali: fatevi un giro nella notte bianca di Castelvetrano e vedrete veramente cosa significa organizzare una notte bianca. Dall'altra parte in piazza il palco ormai è attivo, la musica suona da, ve lo posso dire esattamente, da più di 2 ore, 2 ore e mezzo di musica, ancora devono arrivare i big. E in ogni angolo di strada qua nel viale ci sono dei complessini, degli artisti che si esibiscono, ma è soprattutto la popolazione che risponde, e abbiamo ormai constatato che molta gente non è di Castelvetrano, viene dalle zone limitrofe, addirittura grazie ai grandi nomi di richiamo come Valerio Scano, ad esempio come Antonino. Ci sono persone che sono arrivate a Castelvetrano addirittura da Palermo, da Agrigento, se non che da Catania, quindi abbiamo fatto più di 300 km. Forse questa è la ricetta giusta, il cocktail giusto di portare una città alla ribalta a livello regionale, almeno per una notte l'anno. Castelvetrano ormai è la 4ª edizione di questa notte bianca, si conferma essere leader in questa organizzazione. Scusa, lei è scusata naturalmente. A noi fa piacere essere qui, perché dove c'è gente, dove ci sono i grandi eventi, c'è Night and Day, ci siete anche voi.
Su Night and Day Valerio Scanu, grazie di aver concesso questa intervista, benvenuto. Grazie a voi, grazie. Stasera a Castelvetrano in occasione della Notte Bianca c'è una piazza in fermento. Ci sei anche abituato un po'. Ci sono passato adesso, ho visto qualche cosa. Allora, di Valerio Scanu conosciamo tantissime cose, giovanissimo di età, però diciamo di emozioni fino adesso non te ne sono mancate, naturalmente regalate dalla tua passione per la musica. Sì, assolutamente, un sacco di, insomma, di soddisfazioni regalate dalla mia musica, dai miei fan, insomma. Parliamo di questo. Io ho incontrato prima, proprio alla Transenna, una signora che non è neanche più giovanissima, si chiama Agata, viene da Catania e ha detto che con te è rinata, con la tua voce gli hai trasmesso delle emozioni. Sentirsi dire queste parole, soprattutto sono sicuro che ricevi tantissimi messaggi, cosa provoca dentro di te? Voglio conoscere un po' l'aspetto umano di Valerio, più quello artistico, quello lo conosciamo. Diciamo che il fatto che anche la mia musica sia terapeutica, ecco, non può che lusingarmi, quindi ne sono felice. Valerio che comunque si impegna anche nel sociale, ho sentito le tue iniziative, stai diciamo vicino agli ultimi in un certo senso, ai più deboli. È una cosa che faccio a volte anche senza pubblicizzarla, ecco, qualcosa in beneficenza, a parte vabbè, le serate che vengono pubblicizzate, che vengono sponsorizzate, faccio anche delle cose per conto mio senza web, senza internet, senza nessun altro tipo di supporto. Giusto per la tua personale gratificazione, perché senti di farlo naturalmente? Sì, anche. Allora, l'ultima domanda e ti lascio naturalmente in preparazione al tuo concerto. Il successo, se arriva troppo presto, bisogna prenderlo con le pinze comunque. Il successo... Vincere Sanremo, insomma, è già un traguardo. Ma sì, sicuramente un traguardo, ma non è un punto di arrivo, ecco. Sicuramente è un punto di arrivo per ripartire. Una molla, una spinta comunque per continuare. Sì, assolutamente. Grazie. Grazie a voi. Sempre qui, senza me muovere un dito, come qui, dietro un coltello e davanti il vuoto. Io sono qui e non importa quel che faccio qui per te, comunque sono trasparente e puoi guardarmi ma non vedi niente, sono gente. Anche una lacrima che scende mentre tutto intorno piove trasparente e puoi guardarmi ma non vedi niente, solo gente, tue mani come tante e sento quanto vola quel tuo sguardo, vola indifferente l'attraverso di me. Di un quadro
con Valerio Scano alle mie spalle si chiude Night and Day. Siamo stati a Castelvetrano, abbiamo vissuto la notte bianca di San Giovanni, la quarta edizione, la notte del 24 giugno 2012. Siamo arrivati qui nel pomeriggio per la presentazione del video dei Calandra e Calandra di Canzoni d'Amore e poi siamo rimasti qua in piazza. Abbiamo visto tantissimi artisti, tantissimi giovani che hanno riscaldato il tantissimo pubblico che è accorso in questa cittadina oggi per questa notte bianca, aspettando naturalmente i big, fra i quali naturalmente anche Valerio Scano. Devo dare un mio commento su questa notte bianca, devo dare un mio voto 10 e lode. Sembra neanche di essere in provincia di Trapani, tanta era la voglia di stare insieme delle persone, tante erano le persone, migliaia e migliaia, che si sono riversate in piazza. È notte inoltrata in questo istante e qui le notti bianche durano, non come in altri posti che a mezzanotte siamo già tutti a casa. Diciamo che insomma si potrebbe fare di più, ma non a Castelvetrano. Complimenti all'organizzazione, complimenti all'amministrazione. Peppe Caruso al microfono, Giuseppe Maltese alle telecamere, con noi c'è stato anche Francesco Zichittella, il nostro agente marketing. Vi salutano naturalmente e vi rinnovano l'appuntamento qui su Canale 2 per Night and Day. Ciao, vi lascio a Valerio Scano.